Grazie dottor Lapre per questa breve introduzione. È un saluto il mio a tutti voi, molto cordiale, e il saluto dell'azienda sanitaria Tre Serenissima, che compie in sostanza un anno ormai, no? Perché il suo cammino è iniziato nel 1 gennaio del 2017, siamo a fine anno e quindi siamo a un anno da quando questa nuova azienda, nell'ambito della nuova organizzazione dei servizi e dell'articolazione delle aziende sanitarie del Veneto, ha iniziato appunto il suo percorso. Un percorso quest'anno che è stato dedicato soprattutto all'organizzazione un po' interna dell'azienda, nel senso che è stato un percorso che ha cercato di intanto conoscere meglio le tre realtà che si sono unite, che si sono fuse, non tanto da parte mia che conoscevo benissimo, che conoscevo e conosco molto bene Chioggia, che conoscevo e conosco molto bene Mestre Venezia, un po' meno conoscevo e conosco appunto il milanese, il dorese, il Milano Dom, insomma, ecco. Quindi è stato un anno che è servito un po' a fare in modo che queste tre realtà cominciassero appunto a conoscersi e cominciassero a parlarsi, cominciassero anche a dei percorsi, come dire, di integrazione, di condivisione su tematiche particolari. Penso che la cosa più importante che è stata fatta in quest'anno è stata proprio l'istituzione di gruppi di lavoro per aree tematiche che appunto mettessero le basi, potessero mettere le basi per un lavoro da portare avanti in maniera, come dire, condivisa. È chiaramente il percorso, quello dell'integrazione tra aziende, ex aziende, un percorso come dire, che richiede il suo tempo, non è una cosa che così mettiamo insieme, punto, si parte e via. Ci sono realtà diverse, ci sono specificità diverse, c'è il rispetto, e questo è fondamentale da parte mia, il rispetto della storia anche di queste aziende, per cui si sta lavorando con molta attenzione appunto nel rispetto della storia delle aziende per riuscire a realizzare quella azienda Tre Serenissima che nella testa di tutti dovrebbe essere appunto quell'azienda che veramente porta il maggior beneficio a tutto il territorio appunto che sta seguendo, sul quale è inserita. Quindi quest'anno è un anno che possiamo dire così di passaggio, di conoscenza. Si apre un secondo anno altrettanto importante dove dovremo, come dire, cominciare proprio a far sentire che l'azienda è unica. Io in quest'anno ho lasciato molta, come dire, autonomia alle ex aziende, insomma, nel senso che penso che nessuno abbia potuto o possa dire che sono cambiate delle cose in sostanza, cioè nel senso che a Chioggia è rimasto e rimarrà, insomma, no? Quello che c'era, e così a Dolo Milano, così a Venezia e così a Mestre. C'è sempre, no, la voce che gira, nel senso che c'è sempre quello che dice ma non so, chissà cosa succederà, chissà cosa, ma non so mai se queste voci siano voci per, come dire, delle scuse per non andare avanti, oppure così, insomma, cioè, in sostanza voglio dirvi, non hanno motivazione. Cosa succederà? Si continua a lavorare come abbiamo sempre fatto, ancora di più, però in una, come dire, attenzione anche a chi ci sta vicino, nel senso che chi ci sta vicino può aiutarci parlo sempre di chi sta vicino come azienda, può aiutarci a migliorare, a sviluppare, a dare un miglior servizio appunto alla nostra comunità. La realtà territoriale la conoscete, resta incardinata nei distretti, gli ospedali li conoscete, restano quelli che sono. Vedremo il prossimo anno se il nuovo piano sociosanitario porterà a delle modifiche delle schede ospedaliere, allora lì sarà veramente un altro discorso eventualmente da fare. Per quest'anno noi cercheremo di mettere in atto il nostro atto aziendale, che è quello strumento di organizzazione interna che ha portato delle modificazioni nell'area territoriale, nell'area amministrativa e nell'area ospedaliera, ma solo per la parte dei dipartimenti. Il 2018 si apre con questa prospettiva. Attuazione dell'atto aziendale, seguire a livello regionale l'andamento dello sviluppo del nuovo piano sociosanitario e quindi delle nuove schede ospedaliere. Questo è un po' l'orizzonte, insomma. Fermo restando che a tutti voi nel ringraziare per il lavoro che state facendo, prezioso, importante, il compito di
sviluppare attorno appunto alla sanità del nostro territorio quella positività che questa sanità si merita. Ecco. Veniamo, avete visto nella stampa di questi giorni, di ieri e di oggi, su una situazione che riguarda il Cinema di Venezia molto brutta come è stata presentata. Chiaramente abbiamo fatto le nostre verifiche, non ci risulta assolutamente niente di quello che è stato scritto ed evidenziato. Naturalmente ognuno si assumerà, come dire, le proprie responsabilità su quello che è stato scritto e quello che è stato detto, se appunto, come abbiamo detto, una volta fatto oltre che alle nostre anche le verifiche di terzi, risulterà che quello che è stato scritto in questi giorni, che anche oggi sopra la stampa non è vero, si procederà con molta determinazione a chiedere conto a chi ha insinuato, a chi ha buttato fango su una realtà sanitaria che, come ripeto, è una realtà sanitaria molto molto importante. Prima di gettare